Emergenza idrica in Veneto colpisce duramente anche i colli iberici, in particolare la zona a sud, un'area storicamente alimentata da risorgive da piogge frequenti e copiose, ma che negli ultimi anni soffre particolarmente la carenza d'acqua. Qui siamo a Sossano. Il fiume Liona praticamente è un fiume che è alimentato da risorgive, ma se lei ben vede, ma credo anche i nostri telespettatori vedano, non ce n'è assolutamente niente o pochissima. Non scorre, è lì fermo perché abbiamo il 70% di meno dell'acqua dell'anno scorso in questo periodo. Non va meglio più a sud al confine con l'Onigo. Qui lo scorso anno i comuni attraversati dal fiumicello Brendola sono stati costretti ad emettere ordinanze reiterate più volte di divieto di irrigazione dei terreni per motivi igienico-sanitari dovuti all'abbassamento del minimo vitale sufficiente per la fauna acquatica. Questo è un posto strategico dove praticamente l'acqua arriva dal fiumicello Brendola e qua c'è una direzione dove verso sud parte lo scolo Fossiello che in questo momento è completamente asciutto e questo è un vettore, uno dei due vettori principali che porta acqua verso il Basso Vicentino e l'inizio della provincia di Verona. E l'altro è lo scolo appunto Bressana dove fa la parte di Alonte e arriva fino in località Spessa, quindi Alonte e Orgiano, per poi proseguire verso Asiliano Veneto. La situazione è tragica e problematica. Luca Zaia dopo l'appello sta ora valutando un'ordinanza antisprechi che garantisca gli usi civili dell'acqua, ma il problema è nazionale. Un apposito decreto del governo è atteso giovedì con Matteo Salvini, ministro alle infrastrutture, a coordinare un'apposita cabina di regia. Dopo i bacini di laminazione, ora servono i bacini di accumulo. È disarmante quello che è oggi il nostro ruolo, perché non riusciamo assolutamente a dare nessun tipo di risposta, anche se stiamo mettendo in atto tutte le nostre esperienze per fermarla con degli sbarramenti temporanei o tutto quello che serve perché l'acqua in qualche maniera non vada persa. Stiamo lavorando nel Vicentino sulla diga di Meda, una diga importante. Venerdì sera alle 8 mi hanno chiamato al Ministero e sembra che qualcosa si stia muovendo. Altre cose, come vi dicevo, i sbarramenti, siti d'acqua nella zona di Sovenceno, nella zona delle nostre priarie dove sono dentro acqua. Adesso vediamo cosa possiamo fare.